Ha mai pensato che il compiacere agli altri, sempre, possa averti portato a una situazione di conflitto interiore, quindi poi di dolore, di sintomi persistenti nel corpo? Una delle caratteristiche che ho notato spesso nel mio lavoro, lavorando con persone che soffrono di dolori persistenti al collo, alla schiena, sono quelli di una personalità che non ama il conflitto, che non ama dire di no, che non ama mettere se stesso al primo posto. Ci sono sempre gli altri che hanno bisogno di lui, ci sono sempre le persone a fianco che hanno una priorità su di lui o su di lei. E quindi il fatto di essere di aiuto è un qualcosa di bello, ma non vediamo che il nostro corpo continua a dirci di no, ma noi diciamo sempre di sì. Diciamo sempre sì agli altri e mai sì a noi stessi. Questo è un problema che è molto molto importante capire i meccanismi e capire anche con praticità come uscire da questo ciclo, no? Di people pleasing, conflitto interiore, sintomo, dolore. Si può uscire e la principale cosa è capire che c'è un problema interno. Questo problema interno è un conflitto interno che arriva probabilmente da quando siamo piccoli, da varie dinamiche che hanno creato dei traumi, proprio dei traumi all'interno di noi. E questi traumi sono semplicemente dei percorsi neuronali, cervello-corpo, corpo-cervello, che si accendono e si sono accesi per molto tempo e si sono, diciamo, radicati in quella posizione. E quella posizione di attivazione può andare avanti molto tempo. Ciò non vuol dire che non può essere modificata. Attraverso la neuroplasticità del nostro cervello, quindi il cambiare il suo comportamento in base a dove si trova, a come pensa la persona, al mindset, ovviamente alle esperienze, può cambiare. Cambiando questi percorsi possiamo cambiare i nostri sintomi. Non possiamo cambiare quindi prima il sintomo e poi cambiare noi all'interno, dobbiamo fare il contrario. Altrimenti facciamo proprio il gioco che vuole la medicina. La medicina convenzionale ci dice di, diciamo, ammutolire o silenziare i sintomi perché non sono importanti. Perché se noi abbiamo dolore cronico da più di 3 mesi e prendiamo delle pillole, quello è quello che possiamo fare. Possiamo ammutolire, possiamo silenziare il sintomo, ma poi all'interno di noi quel fuoco interiore, quel conflitto interiore, quel percorso neuronale continua a viaggiare su e giù. Quindi andiamo un attimo in particolare su questa parte di people pleasing, perché compiacere agli altri può alimentare il dolore cronico e può crearlo all'inizio. Magari tutto è successo quando avevamo 5-6 anni. Quindi che cos'è il people pleasing prima di tutto? Il compiacere agli altri. Cioè, qui stiamo parlando di dire sempre di sì alle persone che ci stanno di fronte, evitare quindi il conflitto, perché dire di no potrebbe essere un problema per il nostro inconscio, perché se diciamo di no c'è del conflitto e il conflitto è un allarme, non vogliamo quell'allarme, vogliamo evitare quell'allarme. Questo può essere un grande problema, perché stiamo mettendo appunto i bisogni degli altri al primo posto e stiamo ignorando i nostri limiti. Il people pleasing è una risposta di un trauma che è stato appreso magari da bambini. Ha una relazione, diciamo, precoce, quando abbiamo iniziato a attuare questa nostra modo di fare. Ci potrebbe essere stata della paura, dell'abbandono, dei rifiuti, magari una vergogna, qualcosa è successo da bambini che ci ha portato poi a evitare il conflitto. È una risposta del sistema nervoso
che abbiamo sempre, ne ho parlato spesso nel mio canale, dove ci sono questi principalmente due o tre risposte del sistema nervoso, quella del fight, e quindi combattere, quindi l'attivazione del sistema nervoso, c'è il freeze, quella appunto di andare in una situazione di congelamento. Questo succede molto spesso nella depressione. E poi c'è questo foining, il foining, quindi è quello di compiacere agli altri, people pleasing. Questo lo vedo molto spesso nelle donne rispetto che agli uomini. Questo può essere, faccio una speculazione, per cui molte persone che soffrono di dolori persistenti sono principalmente donne. Parliamo di un 70-30, ok? 70% donne, 30% uomini. Sicuramente il sistema nervoso della donna e del sistema immunitario ormonale è molto più complicato rispetto a quello dell'uomo, però semplicemente per procreazione di un altro essere umano. Quindi ci potrebbero essere delle altre cose, ma questa parte di people pleasing la vedo molto spesso nelle donne. E io ne ho sofferto e ne soffro ogni tanto quando noto che sto mettendo prima gli altri di me, è come se io dicessi delle bugie a me stesso, al mio corpo, al mio inconscio. E dando quindi non la fiducia a queste parti di noi all'interno, cioè capita appunto questo conflitto, arriva questo conflitto. Questo conflitto non dovrebbe andare avanti per molto tempo. Voglio farti un esempio. Un bambino che reprime le emozioni, per essere quindi incluso nell'ambiente, perché ovviamente la repressione delle emozioni è un senso di protezione che arriva. E perché arriva? Perché arriva per dire io non voglio essere di troppo per gli altri. Qualcosa c'è stato da bambini o dopo qualche trauma c'è stato per aver quindi instaurato questo meccanismo di people pleasing. Quindi nel corpo cosa succede? Ci sono proprio dei meccanismi fisici di tensione, andiamo in tensione, perdiamo energia e ci disconnettiamo dal nostro corpo, dal nostro sé. Questo sé che cos'è? È consapevolezza. E questo sé può essere una consapevolezza o più consapevolezza all'interno di noi. Io credo che ho imparato e penso che sia proprio così, per mia esperienza, che all'interno di noi ci sono più intelligenze, più sé con l'accento, più sé, che diciamo convivono tra loro e ogni sé può essere attribuito a una tensione, poi c'è il sé dell'ansia, il sé del people pleasing, perché queste cose possono essere interconnesse ed arrivano da esperienze passate. Probabilmente arrivano da esperienze passate in questa vita. Non metto in dubbio che ci potrebbero essere state cose prima di questa vita, ma non andiamo troppo nel complicato. Quindi il legame col dolore cronico qui è diretto. Il cervello percepisce una costante minaccia, quella quindi attiva il dolore in assenza di un danno veramente fisico reale, perché noi che soffriamo di dolori persistenti al collo, alla schiena, ovunque, non c'è un danno fisico reale. Il dottore ti ha detto che non c'è nulla che non va. Quindi è un percorso che il cervello attiva, ma non è un percorso causato da un danno fisico, più magari c'è stato, quindi c'è stato un trauma, e un trauma potrebbe essere stato fisico-psicologico, ma oggi quel legame è ancora presente. E dobbiamo quindi andare dentro il nostro corpo e dirgli questo legame, slegalo. E questo legame non dobbiamo più continuarlo a usare perché sappiamo che ci porta un problema, ok? Ora, queste sono ovviamente risposte inconsce, sono diventate inconsce, quindi è utile non solo ripetere ovviamente con consapevolezza che tu non hai bisogno di dire sempre sì agli altri, che ogni volta che dici no stai cambiando un percorso neuronale.
e devi dire no quando senti di no col cuore. E se vuoi prenderti una pausa invece di dire sì a tutti gli altri, semplicemente dici ok, ho bisogno di pensarci, attendi, prendi una pausa, respira, prendi una pausa e dopo dai la tua risposta. Prenditi il tempo. Noterai che prendendoti questo tempo, molto probabilmente dirai no. Ma quando inizialmente non hai consapevolezza di questi meccanismi, il tuo inconscio ti dice subito, ah, di sì a tutto. C'è una persona che ti chiede un aiuto? Sì, ci sono. C'è questa persona che ti chiede, questo cliente o questo, chiunque sia, amico, parente che ti chiede un aiuto? E dici sempre sì. Ovviamente questa cosa nella nostra società è vista come una cosa bella, voler aiutare gli altri, ma non possiamo aiutare gli altri se non aiutiamo noi stessi prima, no? Questa è una cosa che si dice spesso, ma qua, se soffri di dolori persistenti, è molto probabilmente un problema tuo che hai imparato a evadere continuamente. Quindi, come si fa a guarire dal people pleasing? È un percorso neuronale, è un comportamento, il nostro cervello è neuroplastico, quindi andiamo a modificarlo in base ai comportamenti, alle emozioni, alle memorie. Possiamo modificare anche questo people pleasing e vorrei dirti che possiamo modificare anche la risposta del dolore, perché la risposta del dolore cronico, cervicale, mal di schiena, ok? Cronico dopo i 3 mesi, 4 mesi, se vogliamo, per stare larghi, è una risposta del cervello, non è una risposta di un danneggiamento che c'è nel corpo, c'è della tensione, certo, c'è della tensione che potrebbe arrivare ad essere un'infiammazione, ma non c'è un problema fisico reale. Il dolore è reale sempre, ma questo di dolore cronico arriva da un problema di attivazione del cervello. Quindi uno, coltiva la consapevolezza corporea mentale. Ti do 3 punti. Questo primo punto, coltiva la consapevolezza corporea mentale. Prima di tutto ti invito a leggere del mio libro, Il potere della consapevolezza, perché è un qualcosa che ti può dare dell'aiuto. Ci sono delle persone che mi hanno scritto, più di una, che mi hanno detto, dopo aver letto il tuo libro, mi ha aperto un mondo e il mio dolore è diminuito drasticamente. Quindi questo è successo con me leggendo il libro del dottor Sarno. E da lì sono andato dentro la scienza, dentro la neuroscienza per capire i meccanismi. Perché da fisioterapista non potevo semplicemente dire, ah, è tutta una questione mentale, va bene così, voglio capire i meccanismi. E se capiamo i meccanismi, abbiamo fatto il 70% del lavoro, dico il 50%, ma secondo me è di più, il 70% del lavoro. Quando abbiamo disconnesso quei percorsi neuronali che ci portano a conflitto interiore, il dolore non ha più bisogno di esistere, perché il dolore è una protezione, ok? Quindi è una protezione dei nostri, di noi stessi. Lui non sa, lui intende il dolore, o chi crea il dolore all'interno di noi, non sa che non ne abbiamo più bisogno. Però se noi continuamente portiamo in conflitto, dicendo sempre sì alle persone con il people pleasing, per esempio, portiamo ancora più tensione all'interno e riaccendiamo questa tensione, questo conflitto interiore. Quindi impara a mettere dei confini. C'è un modo, c'è un limite, ok? C'è un limite quando dici sempre sì. Qual è il tuo limite? Ok, dopo questo limite non posso lavorare ulteriormente. Soprattutto in ambito professionale, questo è importante. Quando un cliente ti chiede di sempre di più, sempre di più, sempre di più, dici ok, io questo è il mio limite. Dopo di qua non posso farlo perché ho altre priorità. Mi spiace. Lì ci sarà potrebbe esserci un conflitto? Non è un problema tuo, è un problema del cliente. Quindi lascia andare il bisogno di piacere a tutti perché ci saranno sempre delle persone che diranno no, Alessio tu non sei buono, non sei bravo, ma perché hai fatto così? Ma fai schifo, qualsiasi cosa.
Ora, questo bisogno di piacere a tutti è un qualcosa che, soprattutto per chi lavora online, è ovviamente difficile, perché hai potenzialmente migliaia di persone che ti guardano. Io, per esempio, ho avuto questo conflitto giornalmente i primi video di YouTube, perché ovviamente il parlare in pubblico ti crea un conflitto interno e dire ma se sto dicendo delle cazzate le persone me lo diranno nei commenti, allora sarò di ridicolizzato, allora non lo faccio. Ma se non lo faccio, credo, creo ancora più conflitto all'interno di me. Perché se non faccio questo che sto facendo, è come se io non dessi voce al mio bambino interiore. Quindi impara a capire quando è utile dire di no e quando è utile dire di sì. Ci vuole consapevolezza corporea, ecco perché la meditazione è un qualcosa che io insegno e che è importante capire quando vivi nel momento di conflitto cosa succede nel corpo, perché c'è sempre un motivo per quella tensione muscolare, che poi ovviamente arriva in dolore. Oggi tu magari soffri di dolore, ma c'è stata una tensione muscolare graduale che porta magari delle microinfiammazioni che oggi è arrivato a sfociare in dolore. Dobbiamo tornare indietro e capire da dove arriva, nella maggior parte delle volte ha una radice emotiva. Quindi coltiva la consapevolezza. Questo è quello che ti invito a fare. Nel link in descrizione trovi il mio libro, se lo vuoi leggere, altrimenti leggiti quello del dottor Sarno, Curare la mente e guarire il dolore. Anche lì, da qualche parte o nel mio sito web lo trovi. Lascia andare il giudizio degli altri perché questa cosa è veramente importante. I pensieri altrui, se non arrivano da persone che hanno, si preoccupano della tua crescita personale, allora non hanno. Se queste persone arrivano a dirti, Alessio, guarda che questa roba non va bene. Se è un pensiero costruttivo, ok, ma se sono pensieri o semplicemente parlano perché secondo loro tu sei sbagliato, senza dire cos'è che potresti mh, far meglio, lascia perdere. Perché questo ti salva una grandissima energia vitale all'interno. Quindi il dolore cronico può guarire e non guarirà finché non continui finché continui ad abbandonare te stesso. Perché così stai veramente mentendo a te stesso, non capendo perché il dolore è lì, qual è la radice emotiva, che può essere ovviamente un percorso molto intricato se lo devi fare da solo. Però ci sono delle persone che hanno studiato in questo, non dico di venire da me, puoi andare da diversi terapisti in tutto il mondo che hanno visto questa connessione di mente e corpo, in Italia la chiamiamo psicosomatica, ma oggi li chiamiamo dolori nociplastici, dolori neuroplastici, che è la stessa cosa. Capiamo che nel corpo non c'è assolutamente nulla che non va, che è un percorso neuronale di attivazione che ci ha portati a attivare sempre gli stessi percorsi di tensione che sono diventati poi dolori. Questo è molto chiaro ovviamente nelle persone che hanno fatto un percorso di questo tipo, un percorso personale, di sviluppo personale, perché non hanno più dolore. Quindi questa cosa funziona. Non è un qualcosa che è utopia, non è qualcosa che è semplicemente fuffa, perché ovviamente ci sono tantissimi metodi lì fuori per gestire il dolore. Ma qui non stiamo parlando di gestione del dolore, stiamo parlando di andare alla radice del dolore, modificando quella radice con l'attivazione, per poi uscire da quel ciclo dolore, ansia, paura. Quindi che tu oggi, magari anche in un giorno stesso, possa avere una diminuzione drastica del dolore perché hai capito da dove arriva. Quello è successo per me. In pochissime settimane, nella prima settimana ho già visto un grande miglioramento.
dopo dolori al collo che andavano avanti da 5 anni. Quindi non è una questione di ripetizione, è una questione di consapevolezza che ha cambiato un meccanismo interno mio che mi ha fatto guarire da quella problematica. Ciò non vuol dire che adesso se vado in conflitto interiore nuovamente, questa attivazione al collo non possa ritornare. Quindi non posso garantirti che questo guarisca per vita, perché il dolore è un qualcosa di essenziale per il corpo, ma il dolore cronico non serve. L'unica forse cosa che posso dire serve per chi soffre di dolore cronico è che hai questa antenna che ti dice guarda che stai reprimendo, guarda che c'è del conflitto interiore, guarda che devi cambiare il tuo modo. Ho parlato di people pleasing, compiacere agli altri, ma potrei parlarti di perfezionismo. Questa è una caratteristica molto comune delle persone che soffrono di dolori persistenti. Perfezionismo è un altro conflitto interiore, perché vuol dire che hai poca autostima di te, che devi fare tutto in modo preciso, perché se questo non avviene, tu non sei abbastanza. Ho toccato un altro tasto, l'autostima. Ok, potrei andare avanti altre ore a parlare di questo, ma è importante adesso chiudere sul people pleasing. Integra queste cose che ti ho detto, riflettici perché già con la comprensione di questo qua che ti ho detto può essere che il tuo dolore vada giù semplicemente attraverso queste parole, questa internalizzazione dei pensieri che dopo, magari dopo giorni o ore, iniziano a instaurarsi differentemente. Ecco perché le meditazioni che vedi nel mio canale hanno beneficio, danno del beneficio non toccando la tua zona, semplicemente pensando che questa zona dove tu senti il dolore non è la radice. La radice è nel sé, all'interno di te, nel sistema nervoso centrale, se vogliamo essere più precisi dal punto di vista fisiologico anatomico. Io credo che il nostro sé, il nostro inconscio, non è solo nel cervello, ma in tutte le cellule del nostro corpo. Ok? Parliamo di fisica quantistica. Magari in altre puntate andremo più nel dettaglio. Per adesso, nota cosa succede quando hai paura di un conflitto, nota questa tensione e nota quella tensione come sfocia in dolore. Se noti questa connessione, scrivimelo nei commenti. Se vuoi andare a fondo lavorando su te stesso con un terapista, guarda il link in descrizione, puoi prenotarti per una call conoscitiva e capire se siamo adatti uno all'altro e continuare un percorso quindi graduale di remissione di questi sintomi che ti porti avanti per molto tempo. Io sono il dottor Alessio Veneziano, grazie per essere arrivato fino a questo punto. Se ti ho dato una mano o questo ti è interessato, iscriviti a questo canale perché esce un episodio alla settimana. A presto e ci vediamo al prossimo video. Te ne lascio uno qua che può esserti di aiuto. Ciao, alla prossima.